Sesta corsa, quinta ultima prova del Tommasi Grass Hayward. Ricordiamo che a livello di classifica Antonio Greppi in teoria è già vincitore, non è proprio matematicamente passato perché in teoria potrebbe prendere un appiedamento in questa corsa e potrebbe essere ancora raggiunto, ma ha 11 punti di vantaggio dal secondo. Questo è un bellissimo invito, questa sesta corsa: 1 Stecca Dimar, 2 Zamora Font, 3 Sia Luis, 4 Unitalia, 5 Altaseta del Pino, 6 Zola Key in seconda fila, 7 Ulisse F, 8 Alouette, 9 Virtuale, 10 Toscarella. Stacco della macchina, veloce Assia Luis, l'errore di Unitalia. Poi parte Numero veloce 4, Altaseta del Italia, Pino, Zola Key al largo. Cavalli sulla curva con Altaseta del Pino che ha preso il comando davanti a Assia Luis. Vediamo Antonio Greppi con Zola Key che attacca con l'allievo di Diego Dall'Olio e passa al comando il figlio di Zola Bocco, e quindi è il nuovo battistrada dopo 300 metri. Ora cerca di graduare Antonio Greppi, arriva ai 400 in 29 scarsi, 14,5 alla retta di là, seconda posizione per Altaseta del Pino davanti a Assia Luis. Poi l'1 di Stecca Dimar. Intanto arriviamo al paletto dei 600 metri in 44,1, 15,2 la curva. Sempre in vantaggio il portacolore di Dan Ulberg, Zola Key davanti a Altaseta del Pino, poi il 3 di Assia Luis, all'esterno ci prova Zamora Font trascinandosi la Saura Alouette, poi al largo anche il 9 di Virtuale, precedere Toscarella, giro in 58,4, 14,3 qui davanti alle tribune, ritmo molto svelto, arriviamo al chilometro in 1,13 appena abbondante, 14,7 ancora per la curva, la mette come sempre sul ritmo Zola Key, sempre secondo è Altaseta del Pino davanti a Assia Luis, cede all'esterno Zamora Font, allora provano a venire dal largo ma il ritmo è ancora molto sollecito, i primi tre sono ancora in buon vantaggio con Zola Key che è ormai arrivato a 200 metri dalla conclusione, ci prova Assia Luis, 14,3 l'ultima curva, retta d'arrivo con Zola Key in vantaggio, all'esterno Assia Luis, di dentro si getta Altaseta del Pino ma Zola Key sembra avere ancora energie di uno scatenato Antonio Greppi che viene a vincere anche questa, al secondo è il 5 di Altaseta del Pino, poi Assia Luis e Alouette, quindi vittoria in 1,12,3 per Zola Key, il figlio di Zola Bocco, Sandro Miraglia e Diego Dall'Olio al training, Dan Ulberg alla proprietà e Antonio Greppi che completa un bel triplo ed è qualificato senza mettere discussione alla finale del Super Frustino, secondo posto per il 5 di Altaseta del Pino, al terzo il 3 di Assia Luis, al quarto l'8 di Alouette e al quinto il 7 di Ulisse F.